Buonasera, benvenuti a tutti. È un giorno importante nel calendario di questa città e non solo di questa città. Siamo in realtà qui, penso, non per seguire una conferenza o vedere uno spettacolo, ma quello che volevo proporvi è quello di esserci per partecipare tutti ad una cerimonia. Vedrete che succede qualcosa, ma in realtà, faremo qualcosa assieme e lo facciamo per ricordare e per rivivere una storia, anzi vorrei dire meglio un mito. Quando usiamo questa parola sembra che parliamo di qualcosa che conta poco con la realtà. È vero che siamo in un tempo fuori del tempo se parliamo del mito o dei miti, ma in realtà parlando di miti e più precisamente parlando del mito di Venezia, parliamo di vicende che in qualche modo, è vero, sono lontane, ma possono riproporsi. E questa riproposizione ci consente di avere una visione del mondo, della nostra vita, sicuramente meno limitata, ma soprattutto, paradossalmente, ci aiutano a progettare il futuro. E questo abbinamento mito e futuro credo sia una delle situazioni che forse possono risultare più inaspettate, più sorprendenti. Però se ci pensiamo, proprio perché il mito è così fantastico, è lo strumento più appropriato per considerare e per lavorare su un futuro fantastico. Ma i miti ci trasmettono anche dei codici di comportamento, creano dei riferimenti a volte imprescindibili per il riconoscimento di una comunità che quindi si consolida e si ritrova nella sua identità proprio attraverso il mito. È un'identità che nel nostro caso produce civiltà. Siamo in un luogo, in un ambito in cui ci sono in realtà 3 importanti situazioni di civiltà. La scuola grande di San Marco, il convento domenicano dei Santi Giovanni e Paolo e l'ospedale Santi Giovanni e Paolo. Il percorso che facciamo oggi lo facciamo con alcune azioni, se vogliamo. Le bandiere. Le bandiere rappresentano un'appartenenza e senza appartenenza nessuno di noi, credo, che riesca a concepire se stesso. La fiamma, che vuol significare la fedeltà. Un racconto appunto tra mito e storia. Un ringraziamento e il ricordo di una virtù che trionfa sempre sul male. Ci sono dei protagonisti, innanzitutto tutti noi presenti, ma in particolare poi avremo dei ragazzi, adesso li vedremo, del gruppo sportivo Artigiani, fanno voga e questo evento in qualche modo l'abbiamo pensato soprattutto per i più giovani, vorrei persino dire per i ragazzi, se non per i bambini. Il testimone lo dobbiamo pur dare a qualcuno.
vedremo 2 video, potevamo scegliere tanti temi, tante vicende del millennio, oltre il millennio della vita della Repubblica. Ne abbiamo scelte 2, che sono un po' un esempio, Famagosta e Lepanto. E poi abbiamo la fortuna di avere tra noi 3 persone che commenteranno tutto quello che in parte anch'io sto dicendo. Pier Alviso Zorzi, che credo non abbia bisogno di essere presentato, comunque è figlio di Alvise Zorzi, una 40ennale carriera di creativo, autore radio e TV, educatore, opinionista. Ha collaborato per eventi importanti accaduti a Venezia, come la visita di Papa Benedetto XVI. Ha creato dei prodotti culturali e di importante comunicazione contemporanea. È uno storico di Venezia e, se posso dire, per Venezia. Marco Toso Borrella, di Murano, dove tuttora vive, maestro vetraio, pittore, ricercatore storico, scrittore. L'ultimo suo libro si intitola Venezia impossibile, che ha ispirato anche un film. Adriano Tagliapietra, già capitano della Marina Mercantile, veneziano, propugnatore convinto della ricostituzione della congregazione della Scuola Grande di San Marco e collaboratore presso il museo della scuola. Un grazie devo rivolgerlo alla Deputazione di Storia Patria, al nostro sponsor GPI. Ci sono delle autorità presenti, cito solo l'assessore del comune della città di Venezia, che ci onora di questa presenza. Forse è la prima volta, ma non sarà l'ultima. Molte grazie per questa sua presenza. Vi pregherei di seguire alcune indicazioni. Faremo un ingresso solenne delle bandiere e ci metteremo tutti in piedi. In piedi ascolteremo anche il Te Deum, 3 minuti del Te Deum, siamo così poco abituati ad ascoltarlo, ma la Repubblica aveva questa bella abitudine di far cantare il Te Deum come inno di ringraziamento al Signore per le vicende belle e forse anche meno belle che accadevano in questa Repubblica. Poi potremmo accomodarci seduti, seguiremo appunto i video e gli interventi e poi vi pregherei di rimettervi in piedi quando ascolteremo sulla musica di Antonio Vivaldi e la vicenda di Giuditta Trionfante, l'inno che è conosciuto come l'inno di Venezia o l'inno veneto. Alla fine ci sarà poi un brindisi in Sala dei Novizi. Grazie della vostra presenza. Vi porto i saluti del direttore generale, il dottor Dalben, che in queste ore è impegnato in alcune attività istituzionali, ma tutto quello che facciamo lo facciamo con una particolare attenzione a ciò che è il nostro impegno quotidiano, la persona. Avere attenzione per la persona, per l'utente, per il cittadino, e lo facciamo in un ambito in cui forse unico caso in Italia c'è una fusione mirabile tra cultura e cura. Grazie ancora.
Stop. Fino. Vai.
sarebbe stato lo scontro decisivo tra cristiani e musulmani. Pronunciai qualche parola di incoraggiamento per l'equipaggio prima della battaglia, poi mi inginocchiai e pregai Dio. Gli chiesi di concedermi la vittoria. Tutti gli altri della galea e della flotta intera fecero lo stesso. Nell'ottobre del 1571 l'armata del sultano era pronta a dare battaglia. Contava 250 galee e 60 imbarcazioni da guerra piccole e molto agili. Quando i turchi pianificarono lo schieramento delle proprie forze, scoppiò una lite tra i due comandanti della flotta, Ali Pascià e Ulugh Ali. L'obiettivo era quello di annientare i cristiani in campo aperto. Quando le due flotte si incontrarono, formarono la linea di battaglia nel Golfo di Patrasso, che aveva un diametro di oltre 5 chilometri. Le due flotte contavano su 600 navi e 200.000 soldati. C'erano così tante imbarcazioni che ci vollero 2 ore prima che i marinai riuscissero a metterle in formazione serrata, remo a remo. Ogni schieramento era diviso in 3 squadre principali. Stava per iniziare la più grande battaglia navale nella storia d'Europa. E la battaglia iniziò al tuono dei cannoni. I comandanti si affidavano agli uomini e ai remi per manovrare le navi. Per il cristiano Don Giovanni e per il musulmano Ali Pascià, questo era il giorno della resa dei conti tra 2 civiltà e 2 religioni. A bordo della Real, il comandante supremo dei cristiani diede l'ordine di speronare le navi nemiche. Poiché la nave ammiraglia turca si può riconoscere grazie alle insegne che porta, comandai al nocchiere di dirigere le galee diritte su di essa. Lui obbedì e le 2 navi si attaccarono con grande impeto. I musulmani superavano in numero i cristiani, ma questi ultimi disponevano di un armamento più sofisticato. I loro cannoni erano di gran lunga superiori alle balestre dei turchi. Si combatteva corpo a corpo, brandendo uncini, spade e picche. Gli scontri infuriarono per ore e finirono in una carneficina. La battaglia di Lepanto fu più feroce nella zona centrale degli schieramenti, soprattutto intorno alle navi di Don Giovanni e del suo rivale, Ali Pascià. Le 2 flotte si scambiarono salve di cannone, poi si scontrarono in furiosi corpo a corpo. Le galeazze, che erano state costruite proprio in funzione di questa battaglia, giocarono un ruolo cruciale. I ponti erano stati realizzati in modo tale che l'abbordaggio e la cattura fossero impossibili e in più potevano fare fuoco da tutti i lati. La brillante invenzione veneziana presto annientò 1/3 dell'intera flotta ottomana. Bastarono 4 di queste straordinarie navi per distruggere 108 galee turche. Lo schieramento ottomano fu menomato. La fiera supremazia della flotta del sultano fu interrotta. Il grosso dell'armata turca colò a picco nel Golfo di Patrasso. La battaglia volse a favore della Sacra Lega solo dopo l'arrivo dei rinforzi e la promessa del comandante cristiano di liberare gli schiavi ai remi. Gli schiavi si unirono ai soldati e attaccarono furiosamente la nave ammiraglia ottomana. Ali Pascià, il comandante in capo del sultano, morì colpito da un'ascia. Poi Don Giovanni d'Austria comandò che la testa del suo arcinemico fosse portata in giro tra le schiere festanti dei suoi soldati. La battaglia era quasi vinta, ma l'astuto pirata ottomano Ulugh Ali era ancora vivo. Sacra Lega.
Lepanto segnò la fine della supremazia ottomana nel Mediterraneo. Quando i veneziani tornarono a casa vittoriosi, furono accolti dai suoni gloriosi del Te Deum provenienti dalla Basilica di San Marco. La città sulla laguna aveva trionfato grazie alle sue nuove e straordinarie navi da guerra, le galeazze. L'ammiraglio Venier in seguito fu eletto doge di Venezia e mantenne la carica fino alla morte. Francesco Duodo continuò a sviluppare con successo nuovi armamenti. A Roma, nella Basilica di San Pietro, Papa Pio V proclamò il comandante supremo, Don Giovanni d'Austria, salvatore della cristianità. Ancora oggi il Vaticano commemora i morti e gli eroi di Lepanto. Ogni anno i loro discendenti si riuniscono nelle sale vaticane. Sotto gli stendardi originali usati durante la battaglia, i Colonna e altre famiglie nobiliari veneziane e spagnole rendono omaggio ai loro antenati e alle loro gesta. Vorrei che si ricordasse anche un eroe dimenticato di Lepanto, che è Agostino Barbarigo, senza il quale probabilmente non ci sarebbe stata neanche la battaglia, perché voi forse lo sapete, Sebastiano Venier litigò furiosamente con Marco Antonio Colonna e con Don Giovanni d'Austria e mancò poco che se ne andasse con tutti quanti, ma questa è un'altra storia. Allora, sono qui per festeggiare il giorno della fondazione di Venezia, il 1598esimo compleanno di Venezia, ma ieri tra l'altro ho incrociato per strada la solita, qui in Cale Longa, Santa Maria Formosa, una solita famigliola di turisti che stavano bisticciando. Lei voleva a tutti i costi andare a vedere l'ospedale. Lui la prendeva in giro, romano, diceva: ma che ce vai a fare all'ospedale? Mica te senti male. A questo punto io non ho resistito, non ce l'ho fatta a stare zitto, gli ho detto: ma come? È il più bello ospedale del mondo. E gli ho fatto una breve lezioncina di storia, la fondazione della scuola nel 1261, scuola, ma noi diciamo scuola, la ricostruzione rinascimentale del Codussi è quella che vedete adesso. Non gli ho detto delle pallonate contro i leoni fuori che tutti i bambini veneziani hanno tirato almeno una volta nella vita, vero? Ecco, e gli ho detto anche i sapienti restauri a cura di un personaggio che è qui e che si ostina a rimanere nell'ombra, ma tutte le fatiche fatte per riportare questo luogo al suo antico splendore dopo le ruberie napoleoniche e l'incuria che ne avevano fatto il paradiso delle Pantegane, le dobbiamo al dottor Po, per cui vorrei un applauso fuori scena. Ecco. Po dovrebbe essere il diminutivo di poco, invece è il diminutivo di tantissimo nel nostro caso. Ecco, imperdibile, ho raccontato a questi qua come siano imperdibili il museo di anatomia, il museo della farmacia, la biblioteca medica, che per un pelo, quando sono arrivati i libri del cardinale Bessarione, non diventa la proprietaria di questi libri, perché la Marciana non c'era ancora, però insomma, il Senato ha pensato bene di non dare troppi poteri ai domenicani, ma questa è un'altra storia. Ecco, proprio qui noi festeggiamo questo magnifico compleanno di Venezia, 16 secoli di storia, altro che gli 11 che gli storici tradizionali continuano a dire, ma anche se molti ne dicono meno, perché il conteggio comincia dalla fondazione di San Giacomo di Rialto, che noi tutti chiamiamo come se fosse un amico, lo chiamiamo San Giacometto. Ecco. Sansovino, Jacopo Sansovino scrive nel 500 la prima opera fatta di pietra in questa città, fondata nel 421 per il voto di un maestro di far barche, quindi vostro parente in un certo senso, voi che di barche vi occupate, consacrata l'anno seguente da ben 4 vescovi. La cosa interessante è che questi 4 vescovi sono di Oderzo, di Altino, di Treviso e di Padova, quindi sono 4 vescovi dei municipia romani, perché il Veneto, Venezia non esisteva, c'era la 10ª Regio Augustea, Venezia et Istria, che guarda caso ricalcava gli stessi confini dello stato da mare e da terra della Serenissima, cioè andava dalla Pannonia, compresa l'Istria, e finiva sull'Adda. Però era comunque una Regio romana, erano cittadini romani i Veneti.
La storia di San Giacometto fa parte di quel meraviglioso misto di mito e realtà di cui è pervasa questa nostra città. Noi non sappiamo mai dove comincia l'uno, dove finisce l'altro, e così ci piacciono tutti e due e festeggiamo tutti e due. Però, ahimè, scavi fatti a San Giacometto, insomma, hanno detto che la chiesa non è così antica e tra l'altro non compare sulla cronaca prima del 1152, insomma, quindi se la sono dimenticata sta fondazione o non c'è mai stata, ma allora, se il 25 marzo è negata dagli storici oppure è stata inventata dagli storici ufficiali della Serenissima, che erano bravissimi nella costruzione di questo mito di Venezia, era importante che ci fosse questo mito, che fossimo i più bravi, i più belli di tutti. Cosa festeggiamo? Cosa possiamo festeggiare? Io vi do un po' di date alternative. Vediamo quella che ci piace di più. Per esempio, nel 522 un generale bizantino, Narsete, che chiede e ottiene l'aiuto delle genti di questo posto e dei luoghi intorni per combattere Totila, re dei Visigoti, regala 2 chiese, Sant'Odaro in sostanza, e San Geminiano, la chiesa più sfortunata del mondo, ma questa ancora è un'altra storia, regala alla città. La città ancora non esiste, non c'è neanche la piazza, c'è una piazzettina, un campiello che viene chiamato il Brolo perché è un'ortaglia ed è di proprietà delle monache di San Zaccaria, quindi non c'è ancora Venezia, e però ci sono queste 2 chiese, e Venezia è ancora una decima regio, ma comincia ad essere bizantina. Narsete è un generale bizantino. Caduto l'impero romano, rimane l'impero d'Oriente e Venezia è di fatto sotto l'impero bizantino. Tutta la regione è sotto l'impero bizantino, anche se c'è un tiramolla con l'impero dei Franchi, per cui guerre, diplomazia, pendenza da una parte o dall'altra, ma non finisce qui. Il prossimo possibile compleanno è nel 537. C'è il senatore Cassiodoro che scrive una lettera ai Veneti e descrive la loro vita, dice che voi vivete come uccelli marini, appendete le barche alle pareti di casa e commerciate col sale. Abbiamo una traccia del fatto che queste isole fossero abitate da gente che campava effettivamente sull'acqua. È abbastanza interessante, ma è ancora una regio, un reggimento, una regione, non una città. La laguna è abitata, però non ancora c'è una città vera, ci sono vari insediamenti. Nel frattempo i veneziani, che fanno capo però a Metamauco, l'Atlantide del Lido, decidono di eleggersi un dux. Non è ancora un doge, è quello che si chiama un signore della guerra, un comandante militare, e si passa il titolo di padre in figlio, di figlio in fratello, e quindi è dinastica ancora la situazione. Però quest'anno è un ottimo compleanno perché il 697, ecco gli 11 secoli, l'elezione del primo doge, Paulicio Anafesto, Paolo Lucio o Pauluccio, e ce lo racconta Giovanni Diacono, lo storico. Peccato che Giovanni Diacono scriva 3 secoli dopo, e sempre sotto il controllo della storiografia ufficiale, quindi sotto il controllo del Senato. Non gli possiamo credere del tutto, ma non perdiamoci d'animo, scegliamo un'altra data. Importantissima questa, l'811, siamo sempre prima del 1000, ragazzi, siamo sempre 2 secoli prima del 1000, quando il Dux Agnello Parteciaco, che poi diventeranno i Badoer, sposta la sede ducale nel suo castello che aveva a Rivus Altus. Rivus Altus non era Rialto, erano le isole Rialtine dove c'era questo fiume profondo, il Rivus Altus, che poi è il Calagrande. Sposta questo castellum che, guarda caso, diventerà lentamente negli anni il Palazzo Ducale. È la prima volta che la urbs, cioè un nucleo abitato ma senza il centro del governo, diventa una civitas, cioè l'amministrazione cittadina è lì. È la prima volta che Venezia è una città, anche perché Agnello Parteciaco
è quello che noi chiameremmo oggi un immobiliarista, cioè è un proprietario di terreni, di case, cerca di investire in questa visione di una città. Praticamente tutta la zona intorno ai Santi Apostoli era della sua famiglia, quindi investe, costruisce ponti, attacca le isole, scava nuovi canali, cerca di rendere una città quella che era un agglomerato di isole. Ci piace questa data? Beh, se vogliamo ce n'è un'altra ancora più importante, il 31 gennaio 828, dove il figlio di Agnello, che si chiama Giustiniano, il prossimo Dux, riceve le spoglie di San Marco Evangelista. Aveva organizzato tutto lui, il recupero dell'Evangelista non era una cosa casuale, a bordo c'è anche un inviato ducale, a bordo della nave dei due, Rustico da Torcello e Bonda Malamocco, ci sono dei soldati, c'è un legato ducale, c'è un medico militare, tutta gente di grande esperienza, quindi un vero e proprio colpo di mano da parte di un comando, in più pagano pure per averlo, insomma. Quindi, portano il corpo di San Marco e lì, se non comincia Venezia, comincia la marcianità di Venezia, comincia questa importantissima cosa che marchierà per sempre la nostra città, la marcianità, la presenza di San Marco. San Marco diventa il collante più forte non solo per i veneziani, ma per tutti i veneti, per tutti coloro che sotto Venezia vivono, prosperano, combattono e muoiono eventualmente. Viene costruito l'anno dopo la cappella ducale che diventerà la Basilica di San Marco. C'è una data ancora più avanti che possiamo considerare un compleanno di Venezia, che è il 1028. Il 1028 l'imperatore di Bisanzio, Alessio I Comneno, mi corregga il bizantinista in prima fila, sì, emana la Crisobolla, che è un documento con cui non solo dà dei grossi vantaggi commerciali ai veneziani, ma li libera da ogni tassa. I veneziani sono liberi dalla dipendenza, dal pagar tasse all'impero bizantino. E questo è l'affrancamento, è il vero momento in cui Venezia è libera, è se stessa, è una città. Ora ci riprova il figlio di Alessio, ci riprova a rimangiarsi tutto, ma i veneziani gli mandano delle navi armate, gli devastano i possedimenti, insomma molla, e questo riconferma di nuovo la Crisobolla. Nel frattempo però la situazione a Venezia non era così tranquilla. Abbiamo detto che c'era stato questo tira e molla fra il partito che voleva legarsi, voleva far patti con i carolingi e quelli ai filo-bizantini, per cui ci sono scontri, tumulti, sommosse, ci va di mezzo, ci perde la testa il doge Pietro Candiano IV, va a fuoco la basilica. E nel frattempo passa un secolo e 4 dogi, la basilica viene ricostruita molto bene, sempre più bella, con un piccolo problema. Nessuno si ricorda più dove abbiano nascosto le spoglie di San Marco, che non è come perdere le chiavi di casa o gli occhiali da sole, è molto più grave. San Pietro Orseolo le aveva probabilmente messe in un luogo sicuro mentre si facevano i lavori, però non era così sicuro che non l'ha detto a nessuno, per cui il 25 giugno 1094 c'è la consacrazione della nuova basilica senza le reliquie. Disastro totale. Allora il patriarca ordina 3 giorni triduo di preghiere e digiuni, il doge Vitale Falier, tutta la popolazione, tutti in basilica a pregare, fino a che avviene, secondo la tradizione, questo miracolo. Da una colonna composta di pezzi di marmo, non una colonna intera, si apre una breccia, esce il braccio dell'Evangelista, mentre un profumo delizioso si sparge per tutta la basilica. Qui c'è una leggenda molto bella, che è la leggenda del primo dei 3 anelli sacri di Venezia. Al dito dell'Evangelista c'è un anello da vescovo. Tutti cercano di togliergli questo anello, ma non riescono, non viene via sto anello dalla mano dell'Evangelista. A un certo punto c'è Domenico Dolfin della Cagranda che giura, piange, fa un sacco di storie, giura che userà l'anello per curare gli infermi. A questo punto riesce a sfilare l'anello e dopo un po' di miracoli, sapete dove lo affida? Qui.
alla Scuola Granda di San Marco, che guarda caso è divenuta col tempo il luogo dove si curano gli infermi. Quindi il miracolo, dopo tutto, l'anello l'ha fatto. È solo uno dei 3 anelli sacri di Venezia, il secondo verrà donato da un papa nel 1177 in occasione della pace di Venezia, quando il Barbarossa si inginocchia sulla pietra rossa che vedete nel nartece di San Marco. E l'ultimo, il più leggendario, è quello della famosa notte di tempesta del 15 febbraio 1340, il pescatore, la sapete la leggenda, se no ve la racconto io velocissimo. C'è questo pescatore che cerca di ripararsi da una tempesta e mentre è lì piove, il mare, cioè la laguna inferocita e tutto quanto, arriva un vecchio signore vestito molto riccamente che dice: portami a San Giorgio. Il pescatore non vorrebbe, ma questo signore ha un tale potere di convinzione che lo traghetta a San Giorgio. A San Giorgio lo aspetta un soldato in armi. Caricano anche il soldato in armi, una barchetta traballa perché le armi sono di ferro, pesanti, e gli ordinano di andare al Lido. Al Lido gli aspetta un vescovo. Caricano anche il vescovo, il pescatore è fuori di sé dal terrore, ma gli ordinano di andare alle Bocche di Porto. Alle Bocche di Porto uno spettacolo tremendo, una tempesta, una nave nera piena di diavoli e al timone c'è Satana stesso. I 3, che sono poi San Nicolò, San Giorgio e San Marco, si alzano in piedi, benedicono le onde, la tempesta finisce lì e il pescatore può riportare tutti uno a uno, morto di paura ma un po' più tranquillo, porta tutti uno a uno alle loro case. San Marco alla fine gli dà un anello e dice: tu porterai questo al doge. Questo anello ha un valore politico fortissimo, questa leggenda, perché è una leggenda, ha un valore politico fortissimo, perché l'anello è l'anello del pescatore. E c'è un altro anello del pescatore nel mondo, che è quello del Papa. Quindi l'anello di San Marco vale quanto l'anello di San Pietro. L'Anulus Piscatoris sancisce l'indipendenza della Chiesa di Venezia, di cui di fatto il capo è il doge e non il Papa, che i veneziani consideravano un principe dalle mani lunghe. Bene, ultima data provocatoria, molto provocatoria, il 28 febbraio 1297, questo è un compleanno importante perché Pietro Gradenigo, doge energico e molto in gamba, fa la serrata del Maggior Consiglio, sancisce il libro d'oro, ve la sto facendo breve, chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. Nasce la classe dirigente di Venezia, nasce l'oligarchia aristocratica che di fatto formerà un governo innovativo ed estremamente funzionante che andrà avanti per 500 anni, fino al 1797. Insomma, ci sono tantissime date di nascita, date di rinascita, ce ne sono tantissime, è piena di nascite e rinascite, cadute e risorgimenti Venezia, ma alcune ci vengono addirittura suggerite da un'altra ricorrenza di oggi, che è l'Annunciazione. La Madonna è la madre di Gesù, diviene madre Gesù di fatto nel giorno dell'Annunciazione ed è amatissima dai veneziani, è la protettrice di Venezia. Prima le Madonne famose a Venezia sono tante, ma noi ne ricordiamo 3, la Nicopeia, la propiziatrice di Vittoria che arriva da Costantinopoli nel 200, e quella icona molto bella che potete vedere a San Marco e che i bizantini portavano in testa alle armate e le davano il titolo di Odegetria, cioè procacciatrice di Vittoria, e poi condottiera, scusate. E poi c'è la Madonna della Salute, la Madonna di San Tito, che ha portato da Candia a Venezia Francesco Morosini quando Candia è caduta definitivamente alla fine del 600 ai turchi, e lui ha salvato questa Madonna sacra. Ma quella che forse nessuno nota, perché lì è così evidente che nessuno nota, è la Madonna della Salute, la Madonna in cima alla cupola della Salute. Non so se vi siete accorti che oltre ad avere la corona di 12 stelle, tiene in pugno il bastone di comando di capitano generale Damar, a simboleggiare il suo comando sulla città di Venezia. E del resto è la Madonna che invoca il doge Niccolò Contarini, dedicandole il tempio, contentite d'esto umile dono de un tempio in dove che i nostri fioi e li fioi dei so fioi tutti gli anni vegnerà a ringraziarte a ti, ausiliatrice e avvocada desta nostra veneta serenissima Repubblica.
ausiliatrice e avvocata. E infatti la Madonna salva Venezia dalla peste. E infine c'è un'ultima Madonna che è legato al filmato che abbiamo visto poco fa, che non è qui, ma è la Madonna di Lepanto. È questo quadro con il motto Maria succurre miseris, che era stata inchiodata all'albero maestro della capitana di Don Giovanni d'Austria, perché proteggesse i soldati cristiani nella gran battaglia. L'ha fatto fino a un certo punto perché sono morti 7.000 soldati, tra cui 4.000 veneziani, però l'abbiamo vinto, se non altro. Sì, vabbè, fin qui tutto bello, ma allora quando lo festeggiamo sto compleanno di Venezia? La risposta è semplice: festeggiamolo oggi e in ogni altra ricorrenza, anzi festeggiamolo ogni giorno. Venezia non è nata in una data precisa, ma attraverso una lunghissima fase di fondazione, crescita, evoluzione sociale e politica. E questo, secondo me, è il bello di questa città. Un grande, lunghissimo amore di un'illuminata classe di imprenditori e mercanti che ogni giorno scelsero di essere primi in quasi tutto. Primi ad avere una classe dirigente che lavorava veramente per la città, altro che i nobili feudali, investendo i propri capitali per la sua sopravvivenza e la sua bellezza e non ricevendo stipendi per le cariche pubbliche. Primi ad accettare ed accogliere le innovazioni e gli innovatori come Galileo Galilei, qui vezzeggiato, ammirato, pieno d'amici, gli hanno trovato una magnifica cattedra a Padova. A Roma invece sappiamo come andò a finire. Primi a inventare, secoli prima della rivoluzione industriale, la catena di montaggio all'Arsenale. La nave entrava il legname, usciva la nave pronta con a bordo addirittura le vettovaglie per i marinai. Primi a sviluppare forme assicurative, sistemi di associazione nel commercio, le quote delle navi mercantili. Primi ad avere una classe aristocratica che iniziava, ragazzi, a 15 anni a partecipare alla vita pubblica, come nobili de galera, fino alla morte. Ricordiamo che Sebastiano Venier, che in realtà era un avvocato, è stato eletto capitano generale da mare, ammiraglio non è il termine giusto, ha comandato la flotta a Lepanto ed era ultra settantenne e combatteva in pantofole perché aveva la gotta, aveva degli acciacchi da vecetto, però non si è certamente risparmiato. E poi Enrico Dandolo, il grande doge della Quarta Crociata, era alla soglia dei 90 anni ed è morto praticamente a cavallo, anche perché se no bisognava coparlo, aveva 92 anni quando è morto. Insomma, una classe dirigente che non ha avuto pari nella storia per intelligenza, coraggio, cultura e amore, attaccamento per la patria. La nascita di Venezia e la sua lunghissima esistenza e la sua gente hanno lasciato un'impronta profondissima, quindi oggi è un giorno importantissimo per il duplice significato che sancisce la nostra appartenenza alla più bella, più lunga, io dico più intelligente civiltà che ha seguito l'impero romano e quello bizantino. Ogni giorno in cui aprite gli occhi è il compleanno di Venezia, perché Venezia siamo noi, siete voi, soprattutto voi ragazzi. Voi che ci siete nati, voi che ci vivete, voi che ci lavorate perpetuando le tradizioni invece di cedere alle facili lusinghe del turismo, voi che provate per lei amore, così come l'hanno amata quei nobili imprenditori che con saggezza e spregiudicatezza hanno voluto costruire, rendere splendido e mantenere questo sogno con il lavoro, con il denaro e se occorreva anche col sangue. Naturalmente non vi chiediamo il sangue, vi chiediamo però, io vi chiedo, l'orgoglio. Un orgoglio che non sia nazionalistico, campanilistico, come oggi molti vorrebbero farci credere, ma un orgoglio che io chiamerei un orgoglio qualitativo. Dalla sua nascita alla sua fine Venezia è stata esempio ed invidia per tutto il mondo. Impariamo ad esserlo anche noi, per la qualità del nostro pensiero, per la qualità del nostro lavoro. Rendiamoci conto che noi, ma che voi, potenziale nuova classe dirigente della Venezia del futuro, e noi siamo vecchi ormai, affrontate la sfida di essere non solo bravi come i nostri predecessori, ma magari anche meglio. Perciò vi auguro questo, che come i veneziani di una volta, da cui discendete, sappiate trasformare i problemi in opportunità,
le opportunità in innovazioni, le innovazioni in business. Vi auguro di reagire alle inevitabili avversità e ogni volta uscirne, se non vincitori, almeno più forti. Vi auguro infine che la gente, quando parla di voi, dica con rispetto e una punta di invidia: è un veneziano. Buonasera a tutti, sono Marco Tosoborella e sono invitato qui per dare il mio apporto a questa celebrazione molto importante perché c'è il peso di una storia sia alle nostre spalle che nel nostro futuro. È difficilissimo coniugare quello che è l'immane peso del mito, come diceva prima il dottor Poe, con quello che è il nostro stare oggi qui a Venezia. Il mio lavoro, questa maniera un po' strana di approcciarsi alla storia veneziana, è un romanzo che si chiama Venezia impossibile. 1989, Il Serenissimo Principe fa sapere che. Era l'incipit con cui Venezia rendeva pubblico le sue decisioni in merito a come gestire le cose della città. Utopia, ucronia. Utopia, un non luogo. Il non luogo che è fatto di quello che può essere il sogno. Non è un non luogo fisico, è un non luogo della memoria. Cioè c'è un non luogo dove tutti noi, senza saperlo, avendo avuto una sorta di imprinting, sappiamo di essere veneziani. Veneziani, italiani, europei, certo, ma principalmente veneziani. E quando si vive come vivo io, tutti i giorni a Murano, e si ha presente proprio il peso di quella che è la tradizione di un'arte che ci appartiene, ma non solo a noi, appartiene a tutta la città. Ecco che è difficilissimo rendere compatibile tutto questo con la modernità, con la corsa, con il fatto che si deve sempre essere aggiornati con le nuove app, si deve sempre sapere come gestire non tanto quello che si fa, ma come lo si dice. Ecco, il romanzo Venezia impossibile parte da quell'altra parola, il non tempo, l'ucronia, cioè un qualcosa che poteva accadere. Il dottor Zorzi prima ci ha tirato parecchie date, ce n'è una che è una sorta di incudine, 1797. La storia di Venezia, come intesa come identità, come quello che eravamo, finisce. Finisce perché sotto il peso di quello che sono le conquiste straniere, il valore di Venezia non ha più modo di essere difeso e ce l'ha resa, una resa quasi non degna di quello che era stato tutto il passato, di quello che è stato Marcantonio Bragadin, di quello che è stata la vittoria di Lepanto, di tutto quello che è stato Venezia. Ce l'ha resa e Venezia comincia, diciamo, un altro percorso. Solo a Murano c'erano più di 17 chiese, ne rimangono in piedi 3, più un'altra che è rimasta, tutto il resto distrutto, depredato, massacrato. Quello che mi premeva fare con questo libro, che è un libro molto strano, dicevo prima, è un presente che poteva essere. Cioè, se la storia prendeva un bivio diverso, poteva essere questo presente. Nel 1989 c'è ancora il Doge. Nel 1989 c'è un protagonista che è un investigatore, Leonardo Rizzi, provveditore capo alla quarantia dal civile al criminale, che si trova a dover indagare su misteriosi omicidi avvenuti proprio a Murano. Un qualcosa che ha a che fare con delle formule segrete, con qualcosa. Non è la solita spolverata di magia, no, assolutamente. È solo vedere come la storia, quando la si tocca con mano, gli uomini diventano protagonisti della storia e forse nessuno è pienamente degno di quello che lo ha preceduto. Lì c'è una bandiera con il leone di San Marco, ha le zampe sulla terra, le anteriori, le posteriori sull'acqua, perché Venezia dominava in terra e in mare. È un leone andante, significa che sta camminando. Oppure c'è il leone in moeca, quello che sembra prendere con le ali la forma di un granchio. Ecco, nella bandiera c'è il senso, prima sono entrate le bandiere e non si sa perché un pezzo di stoffa colorato rappresenta un simbolo. Nessuno di noi, se vediamo bruciare un pezzo di stoffa, resta indifferente, specialmente se il pezzo di stoffa ti appartiene. Ecco, il simbolo di Venezia, quel leone alato che porta come un fumetto
quello che lui disse a Marco dopo il suo naufragio: pace a te Marco, mio evangelista, qui un giorno riposerà il tuo corpo. Quello non è un Vangelo. Molti dicono il Vangelo, non è il Vangelo, non c'è nessun Vangelo che dice quelle frasi lì. Quella è la storia che lega Marco a noi, lega San Marco a noi. E quando viene portato qui, spodesta il povero Teodoro Damasea, che era quello che Narsete ci lascia come protettore, e lo rende comunque un primario. Difatti le 2 colonne che sono a San Marco sono la porta d'accesso a Venezia e ci sono i 2 santi protettori. Ecco, questo mi colpiva. Ogni volta che si apriva un capitolo di Venezia, io mi chiedevo perché? Cosa vuol dire? Prima il dottor Giorgi ci parlava della Madonna Odighitria. Cioè, Odighitria è colei che mostra la via, mostra il bambino. Odegos, colui che mostra la via. Ecco che il servo con la lanterna si chiama Codega, non per la pelle del maiale, ma perché ci mostra la via. Perciò ogni piccolo significato, c'è qualcosa di talmente pregnante, di talmente forte, che è impossibile resistere a questa storia, è impossibile lasciare che questa storia venga buttata via, venga messa al servizio di chi vende, di chi magari si dà un'infarinatura generale, patapim patapum, muranesi, nobili, maestri, sì, ma non serve sempre solo vendere, si può anche acquisire, si può anche prendere da questa storia. Questa è utopia, questa stanza è un'utopia, è un non luogo. È un qualcosa che è nostro, che ci appartiene e che dobbiamo ancora sentire come nostro. Perché tutte le storie delle scuole grandi, le scuole che hanno fatto in quanto aggregazioni di persone, sono qualcosa di utopistico ed era antico. Era una sorta di assistenza sociale ante litteram. Tu appartenevi alla scuola e la scuola era con te. Prete esago, ara che vado. Era questo, si diceva, come dire, vado a morire da solo, accompagnato solo dal prete e dal chirichetto. No, la scuola pensava anche dopo morto, con delle messe di suffragio, a ricordarti. Queste gigantesche aggregazioni, queste aggregazioni di battuti, cioè di quelli che si fustigavano per strada, ecco che le scuole grandi diventavano veramente un'istituzione cittadina. Poi c'erano le scuole piccole, le scuole di confraternita. E tutto questo è un tessuto che ogni volta ci guardiamo attorno, vediamo il simbolo della scuola di Santa Maria del Valverde, ossia della Misericordia, la scuola di San Marco, la scuola di Santa Maria della Carità, dove adesso ci sono le gallerie dell'Accademia. È impossibile, ripeto, restare indifferenti a questa storia. Ed è impossibile non sognare di poter vivere quella storia con la consapevolezza di adesso. Sapere che si può vivere un mondo parallelo. Ecco, questo è l'ucronia e l'utopia di questo libro. Non sono qua per... infatti non li ho anche portati perché non è che mi interessi, semplicemente volevo condividere con voi quello che il dottor Po mi ha chiesto di fare, cioè di pensare che volendo tutto quello che è il nostro desiderio si può realizzare. Io l'ho fatto con un libro, peraltro un libro che è molto strano, perché in realtà ci fa vedere che le persone spesso non sono degne di avere un grande futuro alle loro spalle e non gestiscono la cosa come doveva. Non c'è più Marcantonio Bragadin in questa Venezia. C'è gente che si è fatto strame di quello che era la storia di Venezia, si è impossessata del potere. E la lotta che c'è è tra chi vuole ripristinare non tanto l'antico regime, ma quello che era Venezia prima, rispetto a quello che è Venezia del 1989. Un doge tirannico che sta usando lo stato di polizia per rovinare la storia di Venezia. Ecco che questo Leonardo Rizzi, provveditore capo alla quarantia, al civile e al criminale, è un poliziotto in uno stato di polizia. Lui dice: un bandito è un bandito, un criminale è un criminale. Io sono qui, vesto la divisa di una specie di storia strana, però cerco di rispettare le sue regole. Ecco, e da lì parte questo gigantesco cortocircuito, cioè Venezia come poteva essere, Venezia rovinata, Venezia salvata, forse, perché appunto coloro che si ribellano non lo fanno in nome di un qualcosa di... No, lo fanno in nome dell'antico San Marco. E quando voi vedete il Serenissimo Principe fa sapere che, e vedete quelle pietre che sono una all'inizio di Strada Nuova, orribilmente deturpate da vandali, che neanche si chiedono perché, ma cosa vuol dire, ma perché? Perché devo distruggere quello che è la voce della memoria? Il mio sogno è essere
l'archeologo della memoria, cioè ricordare, parlando un linguaggio comune, un linguaggio moderno, cercare di far permeare a chi ascolta la curiosità e l'interesse, non tanto per il libro, ma per quello che poteva essere. Ecco che qualunque aspetto, il Bucintoro adesso non è più quello di prima, ma è in vetroresina, perché deve essere più grande. Ma perché? L'ultimo Bucintoro è quello del Corradini. Peraltro non è codificato, diceva giustamente prima il dottor Po che il brano di Vivaldi può essere considerato un l'inno di Venezia. C'erano anche altri, il madrigale del Bucintoro per esempio, quando la festa della Sensa si cantava, era scritta con le parole di Dominovo Zaccaria Vallaresso: estendasi regnante da mare a mar la veneta fortuna, finché eclisse fatal tolga la luna. Forse la luna ce l'hanno tolta, ma noi possiamo rimetterla. Grazie. Bene, non sono un oratore, sono solo uno che parla veneziano. Adesso vi eserò due poesie a conclusione di questa riunione. Sì, scusa. Allora, la prima poesia si intitola Un posto fiabesco. Non voglio contare di un posto fiabesco dove ogni canton è un quadro pittoresco. Dentro una laguna sta la città pusata, dai suoi abitanti custodia e amata. Vien fuori dall'acqua i palazzi dorai, in pietra d'Istria e riccamente ornai. E strade strane e si chiama Cai, che è una basilica con 4 cavalli. Fatti di bronzo, che manca la parola, par che da in alto e a piazza i controlla. Domori suonatore batte ore, un campanil si erge in splendore. E case che cammini da forme più strane, fatti un tempo da man artigiane. Un rigater serpente di acqua corre, si espande, dividendo la città e il Canal Grande. Ma un ponte maestoso, storico e alto, unisce la città, e il suo nome è Rialto. Una roba curiosa che i suoi abitanti, noi usa macchine, ise tutti natanti. Città misteriosa, dall'aspetto intrigante, a ogni stagione e a sé affascinante. Se ti vedi dall'alto ti resti incantato da tanta emozione che questa te dà. E ha la forma di un pesce che fermo nel mar tra calme onde se fanno innoar. All'autore naturalmente, ne ho scritte me. Allora, de Venezia che ne è una. Se de miti vuol vedere la piazza più famosa, se qui ad San Marco, bea come una sposa. Sona e uce paitoci, un ricordo per la vita, farme foto per i turisti è una gioia infinita. Ma te svelo un segreto, e io dico solo a te, sì, so bea in cartoina, ma con un'anima anche a me. Tiente pronto e vien con me che te porto nel mio cuore, drento e cae, i posti sconti dove regna il mio splendor. Gopa assi, tanta storia, sotto porteghi, campiei, i miei balconi cascatocchi, ma guardarli è sempre bei. Guarda in acqua i miei riflessi, i miei colori che allegria, tutti quanti cui me vede, i vorria portarmi via. Su una tea i miei pittura, stago ferma messa in posa, perché sì so bea e anche un poco vanitosa. Nei miei campi sotto io il sol, i putei gioca al baon, mentre il fiore si sventola sotto l'ombra del portone. I gatti pigri veneziani si riposa in fondamenta e il profumo che si sente è da pesse e da poenta. Sue corde a biancheria svoa alta sui canai, intanto su in ciel c'è un svoar de cocai. Se il caigo e l'acqua alta misteriosa me farà, e me cae un labirinto che mai si destrigarà. Mi sonata nella laguna, sona perla in mezzo al mar, delicata e preziosa, son gioieo da salvar. Adesso ciapa me e man, e dimmi se nel mio cuore ti senti
e a mia gioia, il mio dolore, l'allegria, i miei tormenti. Voglio entrarne ne tovene e con amor farti capire che mi sempre sarò viva e non voglio mai morir. Mi sarò sempre con te e te faccio una promessa, che ti guarderà nell'acqua, mi ti abbraccerò riflessa. Ti per me porterà nell'anima con l'odore della laguna, ti me penserà dicendo de Venezia che ne so una. Par mar, per terra! Par mar, per terra! Par mar, per terra!